Yuri Bashmet è artista conosciuto e apprezzato a livello internazionale. Violista, solista, ma da qualche anno con un incarico che lo riporta in Veneto essendo direttore del Festival Musicale Internazionale intitolato Sulle Vie del Prosecco. L'Alta Marca si concede dunque la quarta edizione di una rassegna che ha raccolto lusinghieri consensi, portando in cornici suggestive musiche particolarmente adeguate ai contesti proposti, che anche quest'anno non mancheranno nel nutrito programma della manifestazione. 3 giorni, fra il 26 e il 28 agosto, per altrettanti concerti nelle terre del Prosecco. A Conegliano la chiesa dei Santi Martino e Rosa e l'ex convento di San Francesco, mentre a Vittorio Veneto il teatro Da Ponte. Si comincia con la prima esecuzione assoluta delle Gloria per coro e orchestra, brano originale scritto dal compositore russo Kuzma Bodrov per il coro Insieme Vocale Città di Conegliano, diretto da Laura Fabbro, che lo proporrà insieme all'orchestra I Solisti di Mosca. Sabato a Vittorio Veneto va in scena la musica cameristica di Brahms, diretta da Yuri Bashmet, che non mancherà anche come solista. Fra gli ospiti dell'edizione di Sulle Vie del Prosecco poi la cinese Belle Shiu, nota per le sue interpretazioni con la pipa, il liuto cinese, e ancora l'emergente Paolo Tagliamento, nativo proprio di Conegliano e finora unico italiano a vincere il concorso violinistico internazionale Rodolfo Lipitzer nei 34 anni in cui si è svolta la manifestazione.